Monza-Inter 1-1, Cagliari-Napoli 0-4 e stiamo tutti calmi. Però attualmente stiamo a quarta giornata, non conto un cazzo. Però attualmente stiamo al primo posto. Calmi, perché già è sacci i napolitani come siamo i napolitani. Già ci esaltammo, al primo posto, siamo più forti, siamo la scudetta. Calmi. Cerchiamo di essere calmi. Sarà difficile, ma cerchiamo di essere calmi. Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Lukaku, vomita a rete, per piacere. Voglio provare questa sensazione. Oppure qualcuno dello staff di Conte, lo stesso Conte. Conte, me lo paghi il viaggio in Turchia pure a me? Signori, 4-0 pure stasera? Signori, Lukaku doppio assist e gol. Kvara assist e gol. Neres assist per Buongiorno. Meret che fa i maratoni. Neccia Bucchino. Calmi. Vi ho detto dovete stare calmi. Questa è una vittoria contiana. Questa è una vittoria sofferta. Ma proprio quando fa 2-0, no? Quando facciamo 2-0 con Kvara, no? Allora, proprio così, cioè, calmi, perché non abbiamo fatto niente, naturalmente, siamo alla quarta giornata di campionato, mi raccomando però iscrivetevi al canale perché è gratis, lo sapete, vi potete iscrivere al canale, l'obiettivo sono i 10k. Che dire, un Meret che fa 4 paratone e ti salva la partita, questo lo possiamo dire. Se da una parte Meret è stato il migliore in campo per un tot di minuti, per un tot fra l'intermezzo del primo tempo e poi il Napoli non mi ricordo a che minuto ha segnato sinceramente, Meret è stato il migliore in campo. Poi la scintilla, il Napoli trova il 2-0 con assist di Lukaku, la nuova coppia d'oro e Kvara che esultava sotto la curva dei tifosi napoletani. Una cosa però voglio dire, queste scenate contro che i tifosi Cagliari, ci capite che voi schifate, però o Stewart o Buvriello là non c'entrava niente, il poverino dello Stewart, quindi queste cose non le facciamo, vi prego, vi supplico. Allora poi arriva il 3-0 del Napoli con Lukaku, vabbè, Kvara c'era scuffetto, fa un errore clamoroso, però ragazzi, vabbè, poi arriva il gol del 4-0 di Buongiorno al 91esimo, 93esimo, quante cazzi è, no? Io ve l'ho detto, non mi voglio esaltare perché naturalmente siamo alla quarta di campionato, però questo Napoli soffre e sa soffrire e molti dovranno chiedere scusa a Meret. Io l'ho sempre detto, Meret il suo lo fa, questo lo sappiamo e non è questione di essere scarsi o di essere una sedia in porta, però quando l'allenatore ti dà motivazione di rimanere a Napoli e ti dice no, tu sei il portiere del futuro, tu devi rimanere a Napoli, c'è Caprile ma tu sarai titolare, questo vuol dire tanto, cioè ragazzi, io veramente non so che dice io veramente trovo una squadra allucinante, trovo una squadra con dopo 18 mesi, se non erro, siamo ritornati a fare 3 vittorie di fila. Ve l'ho detto, la prossima sta a Juve. Non ce ne frega niente. Loro ci avranno la Champions League, se non erro, col PSV Eindhoven. Non ce ne fotto. Però ecco, grazie al pareggio dell'Inter di questa sera con il Monza, il Napoli è soletto per questa settimana, primo in classifica. Era da tanto che non provavamo questa brezza, però questo lo dobbiamo dire, La sensation di essere al primo posto. Gondolo, al primo posto. Vabbè, teniamo un punto di vantaggio, non è niente, però ecco, la squadra sa soffrire, e poi c'è quella bestia, tiene Lukaku, l'annanza, ma anche Cano,
Osimhen ce lo siamo già scordati sinceramente, boh, aspetta, perché poi sì, Osimhen parlo di Osimhen, mi viene suona perché quello che sto vedendo che sta facendo in Turchia, che fa prese i tifosi, se bacia, se li abbraccia, frate, tu stai là perché guadagni 12 milioni l'anno e nessuno dà cagate, quindi vabbè, lasciamo, non voglio parlare di Osimhen. Io Lukaku veramente ti fa rapare, veramente Lukaku è micidiale là davanti insieme a Kvara. Tu quando ma Kvara, Lukaku è morto, non vi preoccupate, non farà niente. Cazzo, meno male Lukaku non doveva fare un cazzo con Conte, adesso io ve l'ho detto, guardate che con Conte secondo me potrebbe ritornare quello dell'Inter. Pari, hai visto? Avete visto? Perché poi è così, se hai fiducia dell'allenatore, questo ripagherà sempre, ti ripagherà sempre. Comunque, signori, noi ci vediamo domani per l'analisi del match un pochino più dettagliata con i post partita, perché ha parlato Conte, ha parlato Meret, ha parlato Lukaku premiato MVP di serata, giustamente, 2 assist e un gol, cazzo. Però io godo fortemente, proprio così, godo fortemente per questa settimana. Siamo primi in classifica, poi si vedrà. Comunque ve l'ho detto, squadra solida a livello difensivo, non prendere gol è stato, vuol dire tanto, non prendere gol dopo una prestazione del genere di Meret, pure al ragazzo gli fa bene una prestazione così, quindi che dire, votate il migliore in campo voi, cioè, io guardate, sono esterefatto, io sono veramente esterefatto, perché poi la partita l'ho guardata, no? Ma ci ho guardata la partita, però c'era un casino in pizzeria, però io non me ne fotto un cazzo. Dopo che ho sentito Meret miracolo di qua, miracolo di là, io tu fai 2-0, poi Cristo vede e provvede, 2-0, poi lei si è andata a chiudere con Lukaku, che buongiorno, però che sofferenza. Sofferta, merito al Cagliari per averci fatto soffrire così, merito al Cagliari per avercela fatta sudare così, perché le squadre di Nicola sono così, te la faranno sudare fino alla fine quelle partite, Comunque rimane ancora 0 vittoria il Cagliari. Calmi, ve l'ho detto, calmi e sangue freddo, perché mo verrà il bello, perché mo sta a Juventus, non è che dici se batti la Juventus poi zitti e muti, perché poi si batte la Juventus a Torino con Conte in panchina, più 4, e più 4 vuol dire tanto a livello psicologico pure per i giocatori, però noi stiamo zitti perché dobbiamo stare zitti. Comunque, glielo fate questo spaccimma di rinnovo a Kvara. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, io sto già a Rapao, sono a Rapao.